Vedere il bastone che avresti scelto? Non è tanto. No, direi niente proprio. No, tanto. Non funziona. No. Prossima volta un po' più grandino, Vediamo cosa trovo. un po' più sai. largotto, Cosa offre qua la natura? Tanta roba offre. Sto testando la mia Susalfa nuova, una figata. L'Alfa 7C. Ciao ragazzi, siamo nel sentiero 804 del CAI sull'altopiano di Asiago. Siamo partiti da Tresche Conca e la direzione di oggi è Forte Corbin, per questo che è un sentiero un pochino alternativo rispetto a quello più noto vicino al Monte Scengio. La prima cosa caratteristica che si nota subito è la Fontana degli Elfi, da cui si vede un bellissimo panorama dall'altopiano. A pochi passi da qui entriamo in un villaggio che sa di antico, si chiama Contrada Mosca. Praticamente sono le vecchie contrade. Da Mosca a Forte Corbin 50 minuti. Vediamo se è vero. Calcoliamo l'ora. Ah, tabù! Questo è il mio periodo preferito per fare questo percorso perché siamo in piena fioritura. Il filo della luce. Andri! Un disastro! Tutti davanti, no! Mario, mi metto dietro. Guarda per le rondini. Meraviglia! Quello che mi piace da impazzire in questa contrada è il silenzio, quindi calarsi proprio in tempi remoti. Sì, solo oggi c'è un canino che non la smette più di abbaiare. E una motosega. Quindi tempismo perfetto. Un canino, pensavo dicevi un casino. Un canino. Un canino. Andiamo a vedere questo rudere qua. Ti piace? Oggi non ti libero più, vero Tabu? Allora, bisogna presentare la new entry in famiglia. Ta-ta! Questa è la nuova Susalfa, la Sony Alpha 7C, ed è una figata. Innanzitutto è leggerissima, è una full frame compattissima. È la full frame più piccola al mondo. Esattamente. E poi anche l'obiettivo è nuovo. È un 50 mm, un prime lens e f1.8. Guarda la casetta sull'albero, Susa, ti dice niente? Mi dice molto, Ma ancora? ma ancora stiamo zitti, surprise! Ok, pochi passi dopo Mosca troviamo questo bivio qua, direzione bosco. Tabù, di qua. Vieni Tabu. E ora inizia la parte bella, E ora inizio a quella vera. spogliarmi. E inizia a fare anche caldino. Sì, però questo è leggerissimo. E oggi sono partito già felpato. E basta. Ma io sono freddoloso. Quindi andiamo avanti, lisci. Ora vi racconto una storia su questo sentiero che ha dell'incredibile. Tra poco arriviamo ad un punto che per noi è un po' suggestivo. Quella volta è successa una cosa proprio strana. Direi che c'è parecchio C'è un po' da dire, coinvolto. da capire. Vieni Susa? Ah, la racconto io? Vabbè, fai. Allora, questa è una storia che è successa qualche anno fa. La Susanna aveva comprato da poco un telefono nuovo, saranno 5 anni fa. Era la prima passeggiata che facevamo e volevo provare il video di questo telefono e mi sono messo proprio su, credo che sia stata questa qua. Sì, è lei. Su questa Stormplatten qua. C'era un po' di neve per terra, io mi sono abbassato così e ho fatto qualche immagine qua, così, per provare questo nuovo telefono che faceva il 4K. Poi sono andato a rivedere le clip. Qua eravamo soli, non c'era nessuno, era inverno, non si muoveva una foglia perché gli alberi erano tutti spogli. E nella clip, che adesso se ritrovo ve la metto, ascoltate cosa c'è sotto, ascoltate bene.
si sente un coro di bambini. Io questa clip non l'ho mai pubblicata neanche su Facebook, non l'ho mai detto a nessuno, l'ho detto a 2 o 3 amici, perché poi è facile pensare che possa avercelo messo io sotto quell'audio là. E invece sono rimasto veramente sconvolto, perché c'è un coro di bambini e quella volta, quando facevo queste riprese, la Susa era lontana, non c'era un filo di rumore, di niente. È incredibile, no? I misteri, chissà che storie possono nascondere questi posti. A volte ci penso. Però guarda che forma strana che ha sto Sembra anche una lapide. Esattamente. Mamma mia, brividi. Brividi, brividi. Infatti è sempre suggestivo. Poi questo posto trasmette anche un'atmosfera particolare, vero Susa? Sì, sì. Quindi anche il fatto che abbiamo sentito quel coro ci fa venire proprio i brividi, perché già qua respiri un'aria particolare. Molto Chissà. suggestiva, chissà. Ci sono certe energie belle per quello, no brutte, no da horror, capito? Però quella volta questo canto qua mi ha fatto venire i brividi lungo la schiena. È da dire che l'hanno anche ascoltato dei nostri amici, anche loro sono rimasti sconvolti. Sì, si rimane male. Ascoltatelo e provate a rimettere indietro il video, vedete se riuscite a sentirlo bene, perché molto si nasconde molto sotto. E dai, continuiamo adesso. Questa parentesi chiusa di qualche anno fa, però almeno l'abbiamo condivisa questa storia, perché non l'avevamo mai raccontata a nessuno. Poi se qualcuno conoscesse qualche storia legata a questi posti, qualcuno qua della zona, ci contatti, ce lo dica, ce lo scriva, così almeno magari scopriamo qualche vicenda legata, qualche fatto che è successo qui, a questo posto, che potrebbe essere ricollegabile a questo fatto che è successo. Interessante. Facciamo mystery Ghost Hunter. Come ti trovi col 50 mm? Io mi trovo benissimo, sono proprio contenta. So che è una questione molto soggettiva. Sì, perché ognuno deve trovare un po' il suo l'obiettivo, è molto personale, cioè c'è chi si trova bene con un tipo di ottica, chi con un'altra, molto soggettivo, sì. Infatti per me è un momento molto intimistico quello di fare foto, no? Tu vedi con i tuoi occhi, esprimi qualcosa che un altro esprimerebbe in maniera diversa. Sì. Poi c'è la bellezza del condividere. Sì. A me piace molto il grandangolo, io mi trovo bene con le grandi aperture, tipo il 14 mm mi piace tantissimo. Però anche il 50 è uno dei miei preferiti. A me piace moltissimo. Poi il 50 è un po' quello anche più adatto ai video, perché nel gergo dei video viene chiamato il normale, perché si dice che è quello che più si avvicina al campo visivo umano, si dice. Secondo me io nella mia testa ho più un 35 mm. Mi sembra che il 50 è un po' stretto per essere paragonato al campo visivo umano. Però sai, c'è la coda dell'occhio che porta via, quindi vedi un po' sfocato con la coda dell'occhio, dipende uno come la vuole intendere questa cosa. Comunque sì, i più adatti per i video poi, ma non più adatti, ma più usati anche nel cinema, sono il 50 mm e il 35 mm. Quindi è un po' un classico avere questo adesso, no? Sì. E ti ci trovi bene? Mi trovo molto bene, adesso dovrò provare il 35. Poi saprò dire. E là tra gli alberi c'è una bella casetta, una bella baita, che è uno dei posti dove vorrebbe stare la Susanna. Esatto, perché un'altra cosa che non vi abbiamo detto di questa stradina, che ci siamo innamorati perché è pieno di casette stupende in mezzo al bosco. E ogni volta che la Susa ne vede una dice: io vorrei stare lì, io vorrei... Ma hai visto che bella che quella lì? Quella è bella. Quella è tanto bella. Poi adesso è nascosta, ma prima si vedeva meglio, quando gli alberi erano spogli. Ah, che bello raga, bella luce, bella aria fresca, passeggiatina adatta a tutti, fatela questa qua. Da Treschea a Forte Corbin, in mezzo ai boschi. Si sale un pochino. Caldo, eh? In salita si cambia tutto. Decisamente un altro look rispetto a quando sono partita. Guarda dove siamo arrivati. All'altra casetta della Susanna, eccola qua. Questa è una meraviglia assoluta,
Questa è bellissima. È tutta decorata con le ammoniti sui muri. Beh, chi l'ha fatta complimenti, perché ha avuto un gran gusto. È una gran fortuna anche farla qua. Adesso quando la Susanna la vede fa: oh, la mia casetta. È sparita la Giusa. Non sta fermo 3 secondi, agitami, faccio fatica a riprendere. Oh, è lei! No! Questa è la più bella in assoluto. Che meraviglia! Lì pronti per una pizza alla grigliata. Io sono innamorata. Guarda, un'altra, una più piccolina, cioè è uno spettacolo. Un'altra. Ma guarda, è proprio curata al massimo. Guarda che sono tante, eh. Sì. È pieno. Io amo le altalene. Oh, t'ammazzi. No, no, t'ammazzi secondo me. Precaria, questa si spacca tutta. Madonna, non sta mica in piedi questa. Però, bellina la posizione. Però sì. devono rimetterla a posto. Un po' pericolosa. Eh sì. Me ne fai una foto? Ah, ok, una foto nell'altalena altalenante? Yes. Momento d'amore. Grazie, di bacini. Belli i miei amori. Andri, stop. Dobbiamo andare di qua. Vedi? Adesso lo hanno segnato. Quindi quando siamo sulla strada a un certo punto bisogna girare a sinistra, sì, e seguire sempre la latta gialla dove c'è scritto Forte Corvin. Ah, vedi, si vede poco, eh? Sì, però per fortuna che l'hanno messa, perché sennò uno non vede proprio niente e va davanti e non so dove vai. Da qua si apre già una bella visuale, un bel panorama. Quello deve essere Rozzo, credo. Poi mi dite se mi sbaglio. Quello è il massiccio con Forte Campolongo, che è un po' là dietro. Siamo arrivati in un punto panoramico bello. La parte più alta di tutto questo sentiero, di tutto questo percorso di oggi, e qua vediamo le piccole Dolomiti con ancora un po' di neve. Sì. Hai visto? Guarda che si va di qua. Ti ricordi? Ah sì. Poi mi hai segnato benissimo. Sì, sì, sì. Infatti stavi andando dalla parte Ma sbagliata. non ho guardato, 804. Vedi? Ciao Tabù! Noi non siamo attendibili sul tempo perché segnava un'ora, noi ce ne abbiamo messe almeno 2. Ma noi abbiamo altre tempistiche. Siamo fermati 1 miliardo di volte. Guarda che bello questo punto, qua è da film. Questo sembra un ciliegio. Ah. Sì, cavolo, guarda. Eccole. Ciliegio selvatico. Eccoci. Adesso ci buttiamo in questo boschetto e arriviamo diretti sul forte. Eccoci. Un cancelletto che si passa stretti. Ah, che bello qua. Ecco qua. Quindi si può fare un anello sia in una direzione che nell'altra. Adesso noi decidiamo, magari torniamo per di qua, perché così facciamo un anello. Adesso ragazzi, noi qua siamo venuti un'altra volta e abbiamo fatto un vlog dove siamo entrati dentro il forte, l'abbiamo fatto vedere tanto bene, ci siamo stati tanti minuti, per cui vi metto la scheda qua sopra in descrizione se volete vedere l'interno. Noi il vlog lo finiamo qua, arriviamo lì al forte e ve lo facciamo vedere dall'alto con il drone e poi torniamo a casa. Noi torniamo a casa, il giro è lo stesso e quindi direi di terminarla qui. Ecco, vi abbiamo fatto vedere questo nuovo collegamento che speriamo vi sia piaciuto.
iscrivetevi al canale, a noi ci fa tanto piacere. Ciao, alla prossima! Alla prossima, ciao! Tender and kind, built over time. Come si dice Andrew quando beve in bagno? Quasi come te lo Susanna. This is my shout from the city gates. He heaven bless his stay. That all the elders say. Avrei anche voglia di This love is worth the wait. Let go and hear the sound. È lungo, Pull all the bags down. È tutto asfalto. No, è bello. È un mezzo This dopo. is my love. Poi devo approfittare che la giornata è così bella. Io non devo correre a ripararmi dalla pioggia. E poi mi mangio di più volentieri la pizza.